Riprendiamo la linea dal comunale Neri di Arborea, dove stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo Castiadas e Torres per dare avvio alla finale regionale di Serie D del campionato juniores. Appunto, le due formazioni entrano in campo in questo momento, accolte dall'applauso del pubblico, non numerosissimo, condizioni meteo non ottimali, con freddo, pioggia e soprattutto anche vento un po' fastidioso. Vedremo se darà anche fastidio alle squadre in campo. Ora schierate per il saluto. Vi leggo nuovamente le formazioni che scenderanno in campo tra pochissimo. Per il Castiadas con il numero 1 Idrissi, con il numero 13 Sarrizzu, con il numero 18 Di Agostini, con il numero 5 Sau, con il numero 6 Pinna, con il numero 10 Menegat, con il numero 2 Melis, con il numero 11 Cappai, con il numero 14 Porceddu, con il numero 9 Matta e con il numero 7 Camba. A disposizione del tecnico Nicola Zunui ci sono con il numero 15 Festa, con il numero 4 Sanna, con il numero 21 Cocco, con il numero 16 Usai, con il numero 3 Sanna Lorenzo, con il numero 20 Lecca, con il numero 17 Sizia, con il numero 8 Sulis, con il numero 22 Alessandro Moi. Per la Torres, numeri dall'1 all'11 per la formazione di mister Giovanni Piras, mentre le due squadre vanno intanto a salutare anche le rispettive panchine. Tra i pali Gabriele De Pietto, con il numero 2 invece Daniele Bilea, con il numero 3 Nicolò De Cherchi, con il numero 4 Stefano Soggio, anche capitano della formazione rossoblu, con il numero 5 Andrea Fiori, con il numero 6 Riccardo Pinna, con il numero 7 Francesco Bianco, con il numero 8 Alessandro Delias, con il numero 9 Davide Lettori, con il numero 10 Samuele Pinna, con il numero 11 Michele Saba. Abbiamo detto a disposizione del mister Piras ci sarà Francesco Urgeghe, con il numero 12, con il numero 13 Antonino Piriottu, con il numero 14 Gelso, con il numero 15 Tiana, con il numero 16 Secchi, con il numero 17 Soggiu, con il numero 18 Piana, con il numero 19 Pinna e con il numero 20 Fadda. L'urlo della formazione rossoblu per dare avvio a questa gara. Schierate le due formazioni, incontro che sarà diretto dal signor Carta di Oristano, primo assistente Fadda di Carbonia, secondo assistente Laconi di Cagliari. Sarà la Torres ad avere il calcio d'inizio, Dettori prontissimo sul pallone, consueta maglia rosso-blu per la Torres, un verde fluo per il Castiadas. Fischio d'inizio proprio in questo momento, avvio la gara di finale del campionato juniores di Serie D. Abbiamo detto fasi regionali, la vincente di questo scontro poi affronterà le fasi nazionali. E vi ricordo, come vi ho detto anche in anteprima, Torres che approda alla finale per il terzo anno consecutivo dopo due successi negli ultimi 2 anni. Quello del 2017 era in Serie D, successo per 2-1 sul latte dolce in finale, la finale al Vanisan, e poi quella dell'anno scorso, freschissima, con il titolo regionale, questa volta però nel campionato di eccellenza. Entriamo in cronaca ora con Castiadas in possesso della sfera, colpo di testa in avanti a cercare compagni per il numero 13 Sarrizzu. Il fallo laterale in favore della Torres, siamo però nella metà campo rosso-blu, ancora un fallo laterale, questa volta però è per il Castiadas, in zona d'attacco dunque, formazione di Zunui, colpo di testa in aria, attenzione, c'è Soggio che prova ad allontanare, non riesce, il pallone rimane lì e c'è la prima parata a terra di De Pietto. Sul tentativo da fondo campo ha tentato di impensierire De Pietto il numero 9 Matta. Ancora Castiadas però che ruba palla e prova a portarsi in avanti, attenzione all'apertura sulla destra per Sarrizzu, palla al centro, non toccano i rossoblu, poi c'è la prima conclusione, col pallone che termina fuori, conclusione è stata di Matta.
Ha controllato, però De Pietro si è tuffato, ma ha controllato che il pallone uscisse alla destra della sua porta. Va al rinvio proprio Gabriele De Pietro, e invita i suoi naturalmente a portarsi in avanti. Quindi Castiadas che parte più aggressivo. Il rinvio viene intercettato per un attimo da Soggio, poi riesce, ma solo per un attimo, a indirizzare verso De Kerchi, che scivola su un campo sicuramente reso abbastanza insidioso dalla pioggia. Riesce a recuperare però la formazione rossoblu. Parte Bilea sulla destra, lancia ancora sulla destra, il compagno che Sava che deve correre però per cercare di recuperare un pallone che scivola via. Ringrazia comunque il compagno Michele Sava, che è scattato ma non è riuscito a recuperare la sfera, e dunque rinvio da parte di Idrissi, portiere del Castiadas che ora sta manovrando la fascia sinistra. Palla ora al centro, c'è una bella triangolazione con un bel lancio sulla sinistra, entra in aria il giocatore del Castiadas, c'è la parata di De Pietro. Si trattava di Porceddu, Matteo Porceddu, che ha preso un po' un'imbucata qui la difesa rossoblu sulla corsa di Porceddu. Conclusione poi la parata di De Pietro. Intanto stava partendo Bilea sulla destra, fermato, gioco falloso, calcio di punizione per la Torres. Minuti, corso del primo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres. Vi ricordo finale regionale del campionato Juniores Serie D, con le due formazioni che sono arrivate a questa finale con due percorsi diversi. Torres che ha affrontato un triangolare con Budoni e Latte Dolce, Castiadas che ha giocato con il Lanusei, partita di andata e ritorno. Intanto attenzione ancora con il Castiadas in avanti, c'è un fallo fischiato sul numero 7 Camba, e dunque calcio di punizione a favore del Castiadas. La posizione sicuramente insidiosa. Dicevamo Castiadas che ha affrontato il Lanusei in una doppia sfida che ha stravinto la formazione di Zunui. Torres che ha vinto le sue due partite sul Budoni, 3-0 e 1-0 sul Latte Dolce, e dunque vincitrice del girone affronta ora il Castiadas. Attenzione, questo calcio di punizione, si sistema la barriera De Pietro, siamo sui 25 metri, non vediamo benissimo il numero del giocatore che sta cingendo a concludere. Tutto pronto, vediamo se ci sarà la conclusione direttamente in porta. Sì. Palla era ottima e De Pietro ci deve mettere la mano per mettere in calcio d'angolo. Pericolosissima questa conclusione. Se non abbiamo visto male, si tratta di Camba, numero 7. Indirizzato bene, poco sotto la traversa, è stato attento De Pietro. Calcio d'angolo dunque per il Castiadas, che è partito meglio in queste fasi iniziali. Pallone in aria, attenzione, rimane lì, viene allontanato, rimane a terra De Pietro e poi allontana definitivamente Bilea. Ma vediamo se riesce la Torres a ripartire. No, non riesce perché Pinna perde il pallone, poi però c'è un fuorigioco di Dettori sul nuovo secondo tentativo di Pinna, che prima scivola e poi riesce a recuperare palla. Poteva essere una situazione potenzialmente pericolosa. Poi il lancio in avanti a cercare Dettori, che però è partito in netta posizione di offside. Dunque, calcio di punizione. Castiadas che sta facendo con la partita in questi primi minuti. Siamo ancora sulla fascia sinistra, ancora Camba, mette al centro. Poi un bel lancio in avanti, attenzione, c'è la testa di Pinna e poi Fiori che prova a respingere ma non ci riesce. Allora c'è stato anche un tentativo di Porceddu, respinto nuovamente dalla difesa, però è ancora il Castiadas che tiene palla, la ruba ora in mezzo al campo Soggio, capitano della formazione rossoblu. Un lancio in avanti, cercare Bianco che mette a terra, entra in aria Bianco,
doppio passo e palla, però troppo facile per Idrissi. Provato a tirare direttamente in porta Bianco, ma troppo centrale la conclusione. Para facile Idrissi. Si è vista adesso la Torres in avanti, dopo abbiamo detto i primi minuti in cui il Castiadas ha spinto molto. Siamo ora sulla fascia sinistra, pallone messo fuori, ma la rimessa è rossoblu. Va De Kerchi, cercare Delias, c'è fallo su Delias. Va sul pallone proprio Delias, questo calcio di punizione poco oltre la linea di metà campo. Vediamo se metterà il pallone direttamente in aria. Lancio lungo di Delias, cercare compagni, c'è il colpo di testa ma non indirizzato bene di Fiori, allora Castiadas che può ripartire sulla destra, ma ha intercettato bene il pallone da Samuele Pinna, poi però non tiene palla Bianco che la recupera nuovamente, dialoga con Dettori, Dettori sulla sinistra, palla messa dall'altra parte, vediamo se ci arriva Saba, no perché viene anticipato, va a caccia della sfera Saba, la rimessa rossoblu, buona azione qui. Torres che ha manovrato sulla sinistra con Bianco che ha servito bene Dettori. Rimessa effettuata, Bilea, palla in mezzo all'area ma viene respinta dalla difesa del Castiadas. Attenzione alle ripartenze, va di testa Pinna ad allontanare. Pallone ancora però in mezzo al campo per Cappai e poi un tocco di rossoblu riescono a fare proprio in mezzo al campo, alla fine il pallone termina tra i piedi di Idrissi, riparte il Castiadas, ha intercettato la sfera sul rinvio, va Samuele Pinna, saltare, fallo su di lui. Quando siamo arrivati al 10° minuto, corso del primo tempo 0-0 tra Castiadas e Torres in questa finale regionale del campionato juniores di Serie D. Partita che si è accesa subito, già dai primi minuti. Castiadas più propositivo proprio nelle fasi iniziali, adesso sta venendo fuori la Torres, primo tentativo qualche istante fa, quello di Francesco Bianco, conclusione però abbastanza centrale, facile per il portiere. Sul pallone intanto Stefano Soggiu che è dotato di buon tiro, sicuramente metterà in aria la sfera, cercare compagni, va Soggiu. Tutto pronto, aspettiamo il fischio arbitrale. Può partire Soggiu. Palla in aria, viene allontanata per un secondo dalla difesa, poi un secondo rinvio per far ripartire però il Castiadas, questa volta sulla sinistra. È bravo Delias a intercettare, ad evitare la ripartenza di Matta. Rimessa laterale già effettuata e un traversone che trova libero dall'altra parte Cappai, siamo sulla destra questa volta, Cappai al vertice destro dell'area, Cappai va sul fondo, trova però assistenza nel compagno, palla messa in mezzo, allontanata dalla difesa rossoblu, può ripartire con Bianco, si appoggia all'indietro su De Kerchi, lancio in avanti di De Kerchi ma non ci arriva Delias, quindi ancora Castiadas che può manovrare. Lancio in avanti, c'è De Pietto sulla sfera. Si riparte da Bilea sulla destra, avanza Bilea, palla al piede. Cerca la collaborazione di Saba, lancio di Saba, cercare Dettori, però è anticipato Dettori. Va a pressare il portiere, si libera bene della sfera sul compagno. Può ripartire sulla sinistra questa volta. Ancora Castiadas che manovra, pallone messo in fallo laterale da Saba, la rimessa è per i verdi, effettuata, Camba cerca compagno, ancora un tentativo di cambio gioco ma questa volta mal riuscito, può andare la Torres ora con De Kerchi, con Pinna che però è anticipato
in maniera corretta, può andare ancora sulla destra il numero 13 Sarrizzu, che si sta facendo vedere proprio su quella fascia abbastanza spesso. Riesce però la difesa rossoblù a mettere fuori e poi ottenere anche un fallo laterale proprio sotto la tribuna. Va De Kerchi, cercare Dettori che lascia scorrere, prova ad andare a prendere il pallone, viene però anticipato, riesce a riconquistare la sfera Samuele Pinna. De Kerchi, ancora Samuele Pinna, palla messa, fallo laterale, l'ultimo tocco però è di Pinna. Primo quarto d'ora, questa sfida ancora 0-0 tra Castiadas e Torres. Ancora un tentativo del Castiadas sulla fascia di sinistra, ma Vilea ha capito tutto. Adesso possesso della sfera, il difensore rossoblù la perde, può andarsene il giocatore del Castiadas, riviene ancora però Vilea a fermare tutto, rimedia all'errore precedente. Fallo laterale in favore del Castiadas, sempre con il numero 13 Sarrizzu che si fa vedere da una parte e dall'altra. Fiori con Vilea, ancora Fiori, però siamo in area rossoblù, il pallone deve essere allontanato, ecco, ora viene allontanato, ma c'è il colpo di testa del difensore del Castiadas, però la rimessa è rossoblù. Ancora Vilea, che cerca compagni, trova De Elias, gli restituisce la sfera, all'indietro per Fiori, ancora Vilea, che può andare adesso a qualche metro di spazio, preferisce lanciare subito per Michele Saba, anzi no, si tratta di Bianco, che ottiene il fallo laterale, tentativo di cross di Bianco, questa volta è lui spostato tutto sulla destra, poco fa era su questo fronte a sinistra. Torres ora in zona d'attacco, si attende l'arrivo di un nuovo pallone, sembra sia calato un po' il vento, ha smesso di piovere fortunatamente. La Vilea per la rimessa, palla in area, Bianco la fa scorrere, poi però non ci arriva più, palla rimane in campo, c'è ancora una rimessa laterale in favore della Torres. Quindicesimo del primo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres in questa finale. Ancora Bianco che fa scorrere la sfera, lascia però l'incombenza poi del tiro ad Elias che manda abbondantemente al lato. Limite dell'area, ha provato Bianco a liberare il calcio di De Elias, non preciso. Di parte il Castiadas sulla sinistra, manovrano in difesa i giocatori di Zunui, cambiamento di fronte, ancora a cercare Sarrizzu, nuovamente spostato sulla destra. Ora è in fuorigioco, però segnalato l'assistente, il numero 11 Cappai, servito tutto sulla destra, ma era oltre i difensori rossoblù. Dunque calcio di punizione con Pinna, Riccardo Pinna che sistema il pallone, decide per il lancio lungo Riccardo Pinna, cercare Dettori che va a caccia della sfera, c'è il colpo di testa del centrale del Castiadas, il pallone è uscito, dunque sarà rimesso in favore della Torres. De Kerchi cerca e trova Sogiu, ancora De Kerchi, fallo laterale, ancora rossoblù, pallone adesso per Sogiu, serve Samuele Pinna che viene però fermato Pinna, dunque può ripartire il Castiadas, però sbaglia il lancio sulla destra. Il capitano Di Agostini, ancora rimessa rossoblù con De Kerchi,
va a cercare ancora Samuele Pinna De Cherchi, ma non lo trova perché viene anticipato, l'anticipo diventa un lancio in avanti, c'è però De Pietto in aria a recuperare questo pallone troppo lungo per Matta. Sono subito aggressivi sui portatori di palla i giocatori del Castiaras, ora De Pietto con i piedi. Va a cercare Di Bilea ma non lo trova, anticipato il difensore rossoblu che poi va però e ritorna su Camba. Qui c'è fallo su Bilea. Molto bravo anche in questa occasione Bilea che prima perde il controllo del pallone, poi va a recuperare e ci riesce, ottiene anche un calcio di punizione. Ora nuovamente servito Bilea sulla destra, lancio in avanti a cercare Dettori, troppo lungo per lui. Colpo di testa ora di Carlo Pinna su un altro lancio in avanti del Castiaras, recupera palla Samuele Pinna, un buon pallone. Subisce fallo Samuele Pinna. Dopo il lancio cercare i compagni, l'arbitro ha lasciato proseguire per il vantaggio, poi ha visto che non si è concretizzato e ha fischiato il calcio di punizione. Siamo ancora nella metà campo della Torres. De Cherchi all'indietro per De Elias, lancio di De Elias però non si intende con Bianco, pallone che finisce in fallo laterale. Va alla rimessa Sarrizzu, cercare Camba, contrastato da Samuele Pinna, fallo, calcio di punizione per il Castiadas. Noi siamo arrivati quasi al 20°, corso del primo tempo 0-0 in questa finale del campionato juniores di Serie D. Pinna perde un contrasto, può andare numero 7 Camba, servire compagni e poi ad aprire ancora per il numero 10 Menegat che cerca un filtrante in area, non lo trova perché la difesa rossoblu rinvia e poi c'è un fallo in mezzo al campo su Bianco. Calcio di punizione a favore dei rossoblu, poco oltre la linea di metà campo. Sul pallone Stefano Soggiu. Vediamo se da lì tenterà anche in questo caso di mettere il pallone in aria. No, preferisce giocarla vicino ad Elias. Ancora Soggiu che allarga su Bilea. Bilea indeciso se andare avanti o tornare indietro. Alla fine interviene Camba e gli mette il pallone in fallo laterale. Guadagna qualche metro la Torres, rimessa effettuata, ancora Bilea. Dialoga con Michele Saba che vince un contrasto, può andare Saba sulla destra, un avversario di fronte, ottiene il calcio d'angolo. Quindi primo angolo per i rossoblu. Noi siamo al 21° nel corso del primo tempo, ricordo il risultato 0-0. Dalla bandierina Soggiu. Ora ha preso un po' di coraggio la Torres dopo i primi minuti iniziali dove il Castiada stava facendo qualcosa di più. Bello il calcio d'angolo ma non ci arriva ad un soffio Fiori. Ancora Torres però che prova ancora in avanti con De Cherchi fermato dalla difesa e poi la butta via De Elias, fallo laterale. Aveva forse paura di un avversario che però non c'era. Fallo laterale, rimessa effettuata, mette fuori Samuele Pinna. Non è arrivato per qualche centimetro il giocatore rossoblu su questo corner di Soggiu, poi allontanato la difesa del Castiadas. Rimessa ora, proprio sotto la nostra postazione in tribuna, rimessa per il Castiadas, Camba che quello che fa girare un po' più i palloni. Riesce però la Torres a intercettare la sfera in mezzo al campo, può ripartire da Fiori, preferisce rivolgersi a De Pietto
De Pietto per Pinna, arriva però subito Camba a dare fastidio, c'è un rilancio di Pinna che diventa un servizio per Bianco, alza la bandierina però l'assistente, secondo assistente Laconi, che vede un fuorigioco di Bianco sul rilancio di Pinna, quindi nulla da fare per questa azione rossoblù. Calcio di punizione già battuto per il Castiara, che riparte dalla sinistra, ancora un lancio sul lato dove c'è Bilea, però a controllare, si mette di fronte al pallone Bilea, bravissimo qui a cambiare direzione, tenere controllo della sfera, attaccato dall'avversario, poi l'assistente dice che il pallone è uscito e dunque sarà rimessa in favore del Castiadas, poco oltre la panchina presidiata da mister Piras, che continua a dare indicazioni ai suoi. Siamo ancora sulla sinistra, parte, attenzione, il numero 13, c'è Bilea che va a contrastarlo, non c'è fallo, dice il direttore di gara, dunque sarà rimessa dal fondo. Buono il controllo di Bilea. Stavolta non era Sarrizzu che invece è sistemato qui sulla destra, non vediamo il numero del giocatore che si sistema da quella parte, è il numero 18 di Agostini. Intanto c'è ancora un fuorigioco fischiato a Dettori, un po' contestato sulla tribuna. Era finito in offside Dettori su un altro tentativo di rilancio in avanti. Va di Agostini, all'indietro per Sau, ancora di Agostini, viene intercettato il pallone da Soggiu, recupera però la sfera il Castiaras con Camba, ancora un cambio di fronte, c'è qui con il numero 13 Sarrizzu che va subito a chiedere nuovamente palla a Capai. Ancora Sarrizzu al centro per il liberissimo Capai, palla in avanti, ma facile per De Pietto. Tutta calma De Pietto. Preferisce lanciare lungo, a cercare Dettori, la palla però sfila via e arriva direttamente a Drissi, estremo difensore del Castiaras, che riparte dai suoi centrali. Intanto ancora un lancio lungo a trovare Camba, che non trova per un soffio, per l'intervento di De Kerchi la triangolazione, però viene anticipato Soggiù in mezzo al campo. Attenzione, ora ancora Castiaras pericoloso, palla messa in area, non ci arriva, di un soffio il giocatore del Castiaras, vediamo di chi si tratta, sul cross dalla sinistra. Si trattava di Matta, Edoardo Matta, è andato a saltare ma non ci è arrivato. Pallone che ha attraversato la porta, pericoloso qui il Castiaras. In questa occasione, quando siamo al 26esimo, corso del primo tempo, 0-0 tra Castiaras e Torres. Una bella partita fin qui, giocata a viso aperto dalle due formazioni, qualche errore di troppo per la Torres, però qui in fuorigioco il giocatore ancora Matta si stava liberando per il tiro dal limite dell'area, ma si cambia il pallone. Fermato il gioco Soggio per cambiare il pallone, ma restituisce ovviamente il pallone al giocatore delle Castiaras, che si era fermato Soggio per cambiare la sfera che era sgonfia. L'arbitro ha fischiato e ha fatto battere un calcio di punizione, pallone restituito dal Castiaras. Si ripartirà quindi dal rinvio di De Pietto. Qualche azione pericolosa, una per la Torres con il tentativo di Bianco
E poi ancora Cassiaras, abbiamo detto, si è fatto vivo in avanti nei primi minuti, poi ha lasciato qualche minuto alla Torres che si è resa più aggressiva e poi è tornato nuovamente il Cassiaras a farsi pericoloso qualche istante fa. Un colpo di testa mancato di Matta. Va ora Bilea alla rimessa laterale sulla destra, va a cercare Dettori che prova a cercare spazio, va Dettori, quasi ruba palla in aria, non ci riesce, poi c'è il rinvio lungo del difensore del Cassiaras, sicuramente è fastidioso il contrasto di Dettori che è uno che non molla mai. La rimessa è ancora rosso-blu, ancora con Bilea, va a cercare Bianco questa volta, Bianco che manovra con Dettori, ancora Bianco che va sulla destra a servire Saba, troppo corto il rasoterra di Saba, intercettato, può ripartire il Cassiadas. C'è fallo di Pinna, centrocampo su Matta, batte subito il Cassiaras sulla destra, palla sbocchiata dal giocatore delle Cassiaras e Torres che può ripartire con questo fallo laterale. Non perde tempo la formazione di Zunui, attenzione intanto a Pinna che stava arrivando Matta a cercare di rubare palla. Bilea si ferma all'indietro per Fiori, ancora Fiori che serve nuovamente Bilea, ancora Fiori al centro per Pinna, lancio in avanti è lunghissimo per tutti, la rimessa è di Idrissi, Di Agostini all'indietro per Menegat, ancora un cambio di fronte di Menegat a cercare, trovare il colpo di testa di Cappai che voleva lanciare immediatamente Matta, si trovano bene i due davanti, il pallone viene intercettato e messo fallo laterale, poi su un altro tentativo sempre sulla destra il pallone termina in fallo laterale. Era stato Sarrizzu ad andare sulla destra a provare l'imbucata ancora quella parte. Ancora un lancio in avanti del Cassiaras, ma non ci sono compagni, è facile per De Pietto avviare nuovamente l'azione sulla destra per Bilea. All'indietro per Fiori. De Elias, si gira De Elias, guarda lo schieramento dei compagni. Sceglie di servire Samuele Pinna che inizialmente perde palla, poi la recupera, poi va giù, si rialza, ma lascia proseguire il direttore di gara, ruba ancora palla però la Torres con Pinna, devono fermare il gioco però i giocatori della Torres perché è rimasto a terra il capitano Cappai sul contrasto con Samuele Pinna. È rimasto a terra Cappai. Quando abbiamo superato la mezz'ora corso del primo tempo si è sbloccata la partita 0-0 tra Cassiaras e Torres. Guarda che è un ragazzino. C'è stata un po' di confusione su questo pallone. Questo pallone che non si capiva chi dovesse metterlo da una parte o dall'altra, alla fine la sfera termina tra i piedi di De Pietto che può far ripartire Pinna, avanza Pinna, palla al piede per via orizzontale a cercare Soggiu, poi all'indietro ora, attenzione per Fiori, subito aggredito e si libera dalla sfera, ancora per Pinna, cerca ma non trova De Elias, il pallone gli scappa e può ripartire il Cassiadas. Poi c'è il fallo su Bianco in mezzo al campo, recupera la sfera la Torres, fallo di Melis, subito battuto
questo calcio di punizione. Intanto Bianco che lancia Dettori, poi però commette fallo Dettori e va a spingere in aria il suo avversario. Ha cercato subito Bianco di lanciare Dettori in avanti. Già battuto il calcio di punizione, ancora un lancio in avanti pericoloso, attenzione, il pallone rimane lì, esce De Pietto su Camba che era lanciatissimo in avanti. Ancora un lancio, cercare Bianco sulla destra, mette a terra Bianco, viene poi contrastato e la perde la sfera, però termina sui piedi di Saba. Ancora un pallone messo in aria, ma sfila la sfera davanti a Bianco. E poi la difesa del Castiadas che mette il fallo laterale nuovamente. Ancora a caccia di un pallone, ora recuperato, può andare Bilea per questa rimessa che accompagni Bilea, trova Bianco che va giù spinto ma non vede l'arbitro e allora un lancio ancora del Castiadas a cercare la corsa di Camba, mette fuori i fiori, evitare guai peggiori. Di Agostini per la rimessa laterale di fronte alla panchina rosso-blu. Bilea a contrastare Camba, riesce però il giocatore a servire il compagno sulla sinistra che va sul fondo, cross in area, attenzione, deve mettere in calcio d'angolo Riccardo Pinna. Tanto è iniziato nuovamente a piovere, anche se sembra calato il vento, ma piove sul sintetico di Arborea. Seguiamo questo corner del Castiadas con il numero 2 Melis a mettere in aria, colpo di testa che termina fuori di Camba. Sarà dunque rinvio da parte di De Pietto, sicuramente il numero 7 del Castiadas, Camba ad essere il più pericoloso dei suoi fin qui. Va De Pietto al rinvio lungo, colpisce di testa bene De Elias, ci riesce anche Dettori, la palla in avanti per Bianco, due avversari su di lui. Bianco riesce a servire Saba che mette all'indietro per Soggio, ancora una palla per Francesco. Bianco in area, va sul fondo, Bianco, palla dentro e c'è il tentativo di Bianco e la parata di Idrissi che mette in calcio d'angolo. Pericolosa qui la Torres. Bel lancio in avanti a trovare Bianco che ha tentato la conclusione, posizione un po' defilata. Va intanto Soggio a battere questo corner. Palla dentro, viene però allontanata dalla difesa del Castiadas. Poi un lancio lunghissimo a cercare avversari, ma trova De Pietto pronto alla presa. De Elias sta adesso recuperando un po' di campo la Torres, ma è una partita che si sta giocando, abbiamo detto, a viso aperto, con le due formazioni che affollate hanno qualche occasione. Qualche istante fa il tiro di Francesco Bianco, la respinta in angolo di Idrissi. Torres adesso in possesso della sfera con Bilea che mette all'indietro, cercare De Pietto che non può prenderla con le mani, rilancia per De Elias che però perde il controllo della sfera, la recupera Pinna, ancora Bilea, pallone messo in fallo laterale e la rimessa è rosso-blu. Belle squadre comunque, le stiamo vedendo quest'oggi in questa finale regionale del campionato juniores Serie D. Ci sono già due giocatori che si scaldano nella panchina rosso-blu.
Rimessa effettuata, va Dettori cercare di prendere possesso della sfera, 2 avversari su di lui e subito il rilancio in avanti da parte del Cassiadas. Qua c'è il fallo di Fiori su Camba. Calcio di punizione. Di fronte alla panchina ancora presidiata da Mister Piras, che non è contento di questo fallo di Fiori. Pallone che sarà scaraventato sicuramente in aria, vediamo. Si sistemano i difensori rossoblù. Palla messa dentro, ma c'è il colpo di testa e poi allontanato il pallone da Pin. Prova ad andare Dettori, ma non riesce a far ripartire la Torres. La rimessa questa volta è del Cassiadas. Provato Dettori a vincere contrasto con 2 avversari. Sarrizzu per Camba, cerca e trova il compagno, ancora un pallone messo pressi dell'area ma viene allontanato prima da De Kerchi e ora da Pinna che trova l'esterno Dettori, ancora però in fuorigioco il giocatore rosso-blu, si lamenta. Un bel tocco di esterno di Samuele Pinna a lanciare Dettori, poco oltre la linea dei difensori. Riparte ora il Cassiadas. In avanti per Camba, ora tutto spostato a sinistra, va a terra ma non c'è fallo. Vilea la mette in avanti, trova ancora Pinna che però non trova invece Dettori. Pallone ancora conquistato dal Cassiadas. Però è ancora la Torres ora, poter manovrare. Ancora Samuele Pinna a cercare Dettori, questa volta è buona la posizione di Dettori. Qua c'è un fallo di Dettori, è andato a terra Idrissi. Calcio di punizione un po' strano, questo non abbiamo visto bene. È uscito Idrissi su Dettori, ma Dettori non ci sembra averlo toccato. Rimane a terra Idrissi. E l'arbitro ha fischiato tra l'altro con qualche secondo di ritardo. Comunque gioco fermo, 40° corso del primo tempo, 0-0 tra Cassiadas e Torres. Sull'uscita Idrissi veramente è caduto male, ma non c'è stato il contrasto di Dettori, che anzi aveva abbandonato l'idea di proseguire. Poi l'arbitro ha visto il portiere a terra e ha fischiato il calcio di punizione. Ancora gioco fermo, sarà comunque calcio di punizione per il Cassiadas. In questa occasione era in posizione regolare Dettori. Vediamo se Idrissi potrà continuare. È ancora a terra il portiere Adam Idrissi. Si rialza, sembra senza conseguenze il numero 1 del Cassiadas. E dunque si può ripartire con il calcio di punizione dal vertice destro dell'area. Subito un lancio in avanti, va a cercare di anticipare Pinna. Ancora Pinna. Recupera palla l'altro Pinna, Samuele questa volta. Serve De Kerchi, subito attaccato però De Kerchi. C'è un fallo di De Kerchi. Fallo cartellino giallo per De Kerchi, rimasto a terra Capai. In ritardo De Kerchi qui su Capai, segnalato dal primo assistente. Dunque, primo cartellino giallo della gara, partita non cattiva assolutamente. Era stato superato De Kerchi, che poi si era fermato perché pensava che il giocatore avesse colpito con la mano e in ritardo poi è andato a colpire il numero 11 e capitano
delle Cassiadas. William Cappai si rialza comunque il giocatore. Ci sarà ora il calcio di punizione con Menegat sulla sfera. De Pietto che chiede a De Kerchi, a Dettori comunque di mettersi in barriera. Siamo molto oltre il vertice sinistro dell'area. Vediamo la soluzione che sceglierà Menegat, se mettere in area per il compagno o cercare addirittura la soluzione personale. La distanza è notevole. Va Menegat, palla in aria ma è allontanata da Soggio, pallone basso. Non riesce però la Torres a ripartire, ancora un colpo di testa di Pinna. Bianco ora, caccia della sfera. Bianco riesce a servire Saba e poi a cercare Dettori. Attenzione, il portiere è uscito dall'area ma non riesce la Torres ad approfittare. C'è stata un po' di confusione in questa azione con il portiere, con Idrissi che è uscito abbondantemente fuori dalla sua area a tentare di allontanare. Torres però non è riuscita. Intanto attenzione ancora Cassiadas che tenta con questi lanci lunghi di mettere in difficoltà la formazione rosso-blu. Subito Bilea attaccato, riesce a servire Dettori, fuori gioco però ancora Dettori. Calcio di punizione già battuto per il Cassiadas. Solito lancio sulla destra, però c'è in anticipo Bilea di testa, può partire Michele Sava contrastato e poi il pallone non finisce fuori, quindi il Cassiadas può ancora manovrare. C'era forse un fallo su Sava ma ha lasciato proseguire il direttore di gara. Ancora Bilea che allontana, e allontana anche Samuele Pinna. Attenzione, ancora un pallone che sfila in aria, ma c'è De Pietto. Va ora Sava che ha un po' di spazio sulla destra. Allenavate a cercare Dettori. Sempre in anticipo però la difesa delle Cassiadas su Dettori. A Dettori a cercare di dar fastidio, senza molta convinzione. Qua c'è un fallo di De Kerchi, mezzo al campo. Cassiadas che manovra ancora sulla destra dove c'è Sarrizzu che ha spesso molta libertà. Cappai all'indietro per Melis, a Bianco a contrastarlo. Lancio ancora in avanti, c'è la testa di Bilea che trova Bianco. Qua c'è un fallo brutto su Bianco da parte di Camba. Giallo, anzi non si tratta di Camba, si tratta di Melis. Giallo per Melis. Questo fallo gratuito in mezzo al campo. Abbiamo detto partita non cattiva, qua il fallo abbastanza inutile di Melis. Si becca il giallo, il secondo giallo della gara, il primo era andato a Nicolo De Kerchi. Calcio di punizione per la Torres, quando stiamo avviando alla fine di questo primo tempo. Sul pallone Pinna, va però Soggio a lanciare, a cercare Michele Sava che riesce a colpire di testa ma c'è nessuno lì davanti. Pallone che sfila. Finisce qui con il duplice fischio del signor Carta di Oristano il primo tempo tra Cassiadas e Torres. 0-0 dopo i primi 45 minuti, qualche occasione da una parte e dall'altra. Abbiamo raccontato i primi minuti con il Cassiadas più aggressivo e che ha avuto qualche chance, soprattutto sulla destra con Sarrizzo che si è mosso bene su questa fascia, forse ha avuto di troppa libertà. C'è stata anche una conclusione a distanza con De Pietto che è riuscito comunque a lasciare in tonsa la porta rosso-blu. Un paio di occasioni per la Torres,
forse la più pericolosa è quella di Bianco, anzi due di Bianco, una conclusione troppo centrale, poi un altro tentativo un po' dalla linea di fondo campo con la parata in angolo di Idrissi. Dunque andiamo nell'intervallo di questa gara, ci risentiamo tra pochissimo per seguire il secondo tempo di Castiara Torres, finale regionale di Serie D. A più tardi.